Rendere omaggio a San Pietro, eponimo del rione di Sant'Upredo a Nuoro, uno dei nuclei storici dell'attuale città capoluogo, ma anche proporre una rassegna di canto a tenore proclamato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tramandare alle nuove generazioni un'eredità culturale senza eguali. Sono questi alcuni degli obiettivi della manifestazione Tenores a Sant'Upredu, giunta alla quarta edizione, ideata e promossa dall'Associazione Folcloristica Sant'Upredu, che nell'antico rione dal 1973 ha la sua sede. Il programma della manifestazione, che si terrà il 2 luglio in piazza Salvatore Sata, con inizio previsto alle 21 ma che slitterà alla fine della partita dell'Europeo tra Italia e Germania, è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Sebastian Coco, assessore comunale alla cultura, Antonio Musina, presidente dell'Associazione Sant'Upredu, e Agnese Siotto, presidente del CTS, che proporrà in concomitanza con la rassegna di Tenores l'evento Una Bertula e un libro, che vuole essere un omaggio a Grazia Deledda, con visite guidate nei luoghi deleddiani, dalla Chiesa della Solitudine al Monte Ortobene. L'assessore Coco ha sottolineato l'importanza di eventi come Tenores a Sant'Upredu, che testimoniano, al di là delle polemiche di questi giorni sull'Isre, come le tradizioni siano vive in città e vengano tramandate concretamente. Nel dettaglio del programma è entrato il presidente Musina. Tenores a Sant'Upredu non sarà una semplice rassegna di tenores, ma ci sarà un connubio tra poesia, canto e ballo. Una voce narrante reciterà dei brani tratti anche dall'opera deleddiana, di cui ricorrono quest'anno importanti anniversari. I tenores interpreteranno col canto i versi e una coppia di ballerine eseguirà una danza. Saranno presenti i tenores Concordo Gianargento di Fonni, tenores Morales di Orgosolo, Sul Remedio di Orosei, tenore Santa Maria di Ottana, Concordo Santo Giovanni di Tiesi e il tenore Sant'Upredu. Nell'occasione l'Isra aprirà la casa museo di Grazia Deledda.